E allora, eccoci tornati in studio. Allora, adesso parliamo della velocità, dei treni ad alta velocità, in particolare del TAV, così come è chiamato, Torino-Lione, l'opera tanto discussa, l'opera che è sotto, tra virgolette, la lente di ingrandimento degli esperti, anzi l'esame è già stato fatto, si stanno aspettando gli esiti di questo dossier che dovrebbe decidere se l'opera è utile oppure no, se in questi 30 anni dall'inizio a cui è stata pensata le cose sono cambiate e quindi non serve più. Brevemente, prima di far intervenire i nostri ospiti, riassumiamo velocemente di che cosa stiamo parlando, così spieghiamo anche ai nostri telespettatori che si fanno un'idea, lo facciamo con qualche semplice grafica. Allora, vediamo se la regia ce la propone. Ecco, sulla TAV Torino-Lione ci sono 3 tratte, la Torino-Susa-Bussoleno, che è la tratta italiana, dove è competente la rete ferroviaria italiana, la Lione-Saint-Jean-de-Maurienne, dove invece è competente la compagnia ferroviaria francese, e poi invece la tratta cosiddetta transfrontaliera, quindi quella che è a cavallo del confine, dove si deve fare il famoso tunnel da Susa Bussoleno a Saint-Jean-de-Maurienne, che è competenza della TELT, che è una società mista italo-francese. Vediamo poi altri dati. Allora, lunghezza totale da Torino-Lione 270 km, in Italia sono 81, in Francia 189. Poi c'è il tratto del tunnel transfrontaliero che è di 57 km, 12,5 km in territorio italiano, diciamo 45 km in Francia. Vediamo anche quelli che sono i costi, poi su questo ovviamente c'è ci sono opinioni diverse, ma comunque il costo totale dell'opera 24,7 miliardi, la Francia è interessata per 16 miliardi di euro, l'Italia per 8,7. Per quanto riguarda il tratto transfrontaliero il costo 8,6 miliardi, che dovrebbe essere in buona parte finanziato dall'Unione Europea. Dopo sentiamo anche i nostri ospiti cosa dicono in proposito. Vediamo soprattutto anche che cosa prevede questa TAV Torino-Lione. Allora, innanzitutto è una linea mista, quindi passeggeri e merci, treni passeggeri a 220 che potranno transitare a circa 220 km/h, treni merci a 120 km/h, fine dei lavori ipotetici, se si andrà avanti, 2029, l'avvio definitivo nel 2030. Ecco, questo in sintesi, diciamo, per dire sinteticamente di che cosa stiamo parlando. Allora, io inizierei da Giacomo Cusumano per capire anche quali sono i vostri appunti a quest'opera. Perché no? Ma in questo momento dire no trovo che sia una frase non proprio corretta, nel senso che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre avuto una posizione molto critica verso la TAV, il TAV, perché è treno alta velocità. Siamo sempre stati molto critici riguardo a quella che è la sua utilità, per vari motivi. Sicuramente i costi, noi abbiamo 100 km in meno dalla Francia e in proporzione paghiamo di più. Abbiamo una percorrenza più veloce dello stesso tratto di circa una ventina di minuti e andiamo di fatto a forare montagne, a creare dei disagi anche in Val di Susa, che comunque è un posto eccezionale. I cittadini locali ovviamente sono molto contrari e quindi questa è una voce che noi abbiamo ascoltato molto fortemente e non abbiamo mai eccessivamente creduto a questo progetto. Ora che siamo una forza di governo e appunto abbiamo il Ministero in gestione nostra, da parte di Toninelli, non abbiamo ancora bloccato il lavoro definitivamente, perché io ci tengo a ricordare a chi dice che il Movimento 5 Stelle vuole bloccare tutte le infrastrutture, ad oggi il Movimento 5 Stelle assieme alla Lega non ha bloccato proprio nessuna infrastruttura in atto o in costruzione, quindi le opere bloccate ad oggi sono 0 da parte di questo governo. L'abbiamo messo sotto inchiesta però, l'abbiamo messo sotto inchiesta nel senso che dobbiamo verificare appunto come si fa in ogni buona azienda o anche se vogliamo in ogni buona casa, in una buona famiglia diciamo, si valuta appunto se è una spesa che vale la pena fare e quali sono appunto i ritorni economici, per evitare di trovarsi poi a gestire una situazione che non porta
i guadagni prefissati. Questa analisi costo-benefici nasce dalla paura che abbiamo preso noi tutti italiani, non solo il Movimento 5 Stelle, dalle grandi opere, per esempio, faccio l'esempio del Mose che abbiamo in Veneto, che è costato un sacco di soldi e di fatto non svolge la funzione. Abbiamo altri problemi con altre grossissime infrastrutture che di fatto non si ripagheranno mai, purtroppo, e quindi dobbiamo andare a valutazione. L'unico motivo per cui la Torino-Lione potrebbe essere, il TAV potrebbe essere, diciamo così, interessante, riguardo a un dato che non avete dato, che è riferito al tonnellaggio di merci che può trasportare, che è quasi doppio rispetto alla linea vecchia, per un problema di pendenze che si hanno attraversando una montagna sopra o forandola, diciamo. Certo. Quindi questo è l'unico motivo in questo momento che abbiamo in mano che potrebbe dire ok, a cosa può servire? Forse questo è l'unico punto, però obiettivamente da qui andare a forare una montagna, distruggere un territorio e tutta una serie di fattori, crediamo che quei soldi possano essere reinvestiti in infrastrutture nel sud, anche perché ricordiamoci che comunque la Torino-Lione, il TAV, non viaggerà ad alta velocità all'interno del tunnel per motivi credo aerodinamici legati alla struttura, legati alla montagna, legati a una serie di attività che ci sono all'interno. Quindi stiamo ponendo sotto inchiesta questa decisione che è stata presa dai precedenti governi e valutiamo se vale la pena portarla avanti. Certo, Marcello Bano, allora la posizione di Salvini anche oggi che è stato in visita ai cantieri dice insomma l'opera serve. Sì, è un'opera fortemente richiesta da Confindustria, è un'opera fortemente richiesta dagli industriali, quindi dalle attività produttive. Io dissento quasi totalmente, per esempio, da questo approccio su questa opera pubblica, perché un po' la sto vivendo anche in provincia, cioè, oggi per esempio in provincia stiamo parlando del GRAPA, quindi il grande raccordo anulare di Padova, dove è stata stralciata una opera accessoria che è la strada Bovolentana, perché le amministrazioni all'epoca avevano chiesto che non venisse fatta, quindi Ponte San Nicolò, Legnaro e Bovolenta ha detto noi non abbiamo bisogno. Cambiano le amministrazioni comunali, oggi ci chiedono di farla. Cioè, adesso io voglio capire se questo può essere un approccio corretto per un'opera pubblica. Cioè, qua cambiano i governi, cambiano le amministrazioni comunali, quello che diceva uno andava bene, quello che subentra dice no, abbiamo sbagliato tutto, buttiamo a mare tutto quello che è stato fatto. Io penso che sia sbagliato proprio l'approccio, c'è un tavolo tecnico, sì, è stata fatta un'analisi costi-benefici, sì, è fortemente richiesta dalle attività produttive, da chi comunque, perché ricordo a tutti, ma guardi, io veramente rimango esterrefatto, per esempio anche la strada provinciale, la strada statale 47, che in questo momento è super trafficata, stiamo parlando della Valdastico, cioè il Città dell'Ese sta prendendo punti di PIL per via che non riesce a trasportare la merce sulla Valdastico. Allora, è una infrastruttura che serve, sì, la vuole la Francia, la vuole l'Italia, sì, a un certo punto cambia il governo e si dice non è più utile. Ma siamo impazziti? Cioè, secondo me veramente siamo completamente, perché ne facciamo un'idea di politica, una battaglia. Allora, per avere il consenso di quel territorio, cosa facciamo? Diciamo, guarda, l'opera non va, abbiamo scherzato, anzi, siamo fortemente contrari, non va più bene, e rimettiamo tutto in discussione, perché quasi è sempre il paese dei no. No questo, no quello, no TAP, no trivelle, no niente. Cioè, io non so come possiamo andare avanti con delle infrastrutture del genere. Vogliamo essere competitivi, vogliamo creare posti di lavoro, vogliamo creare benessere, vogliamo dare delle risposte. Sì, bisogna fare le opere pubbliche, stessa roba per la pedemontana veneta, ma qua si apre veramente un mondo da questo punto di vista qua. Certo, sentiamo Donadel che invece
voi da anni vi battete contro quest'opera, no? Non riesco a sentire certe cose, nel senso che noi siamo in Veneto, una regione governata dalla Lega da 30 anni insieme a Forza Italia. Il Veneto è stato l'emblema di quello che significa il sistema grandi opere, e mi riferisco allo scandalo Mose e a tutto quello che ci va dietro. Un sistema perverso che è stato pensato per favorire determinati gruppi, determinati lobby economiche e anche politiche, perché le fortune di queste regioni sono costruite sul consorzio Venezia Nuova. Scusa, ma cosa c'entra la Lega? C'entra perché voi governate il Veneto da 30 anni insieme a Galan e a Chisso. È la responsabilità politica, ve la dovete assumere voi. La responsabilità di quello che dici. Cosa c'entra la Lega? C'entra? Cosa c'entra? Non c'entra il governo delle regioni, non governate da 30 anni. Io voglio un indagato della Lega del Mose. Ma cosa c'entra? Ma non c'è solo il problema penale, c'è il problema politico di aver avallato certe scelte, e anche le rivendicate sulla Pedemontana, certo che le rivendico, sulla Romea commerciale. Bene, la responsabilità politica di alimentare un sistema, malavitoso, perché è un sistema malavitoso quello delle grandi opere. Se ne assumerà anche di questo, certo, le sue responsabilità. Allora ha detto sistema, che noi alimentiamo sistema. Ha detto una responsabilità politica. Dopo la avete sementificato il Veneto, l'avete reso una delle regioni più insalubri di tutta Italia. Vuol dire la responsabilità politica vostra, che avete governato. La bocca. Sì, ma guardi, stia tranquillo, non la temo per niente. Dopodiché, se vogliamo tornare alla questione TAV, la questione è questa: che la TAV, come il Mose, è lo stesso identico sistema. È un sistema pensato per i grandi gruppi, parlo gruppi per esempio come Impregilo, come CMC, che sono in grado di accaparrarsi le grandi fette delle torte dei grandi appalti che vanno miliardi di euro, per poi scaricare, come dire, i costi della realizzazione con il sistema dei subappalti su un sistema che è fuori controllo, nel senso che poi con il discorso dell'emergenza, con i commissari, con la legge obiettivo, questa cosa esce dal controllo dei territori, delle comunità e anche dal controllo politico, e poi vediamo tutto quello che succede con le infiltrazioni mafiosi, con l''ndrangheta e quant'altro. Questo è un sistema. Lasci parlare. Vede troppo Gomorra, secondo me. No, non vedo troppo Gomorra. Vedi Gomorra. Siamo dei comitati che hanno analizzato la questione da vicino, quindi sappiamo di cosa parliamo. Madonna. La TAV, stiamo parlando del tunnel di base, perché allora, se parliamo della realizzazione di tutta l'opera, per esempio la Francia, il sottosegretario dei trasporti francese pochi mesi fa ha dichiarato al Parlamento che probabilmente sulla questione della realizzazione della tratta interna, diciamo, fino al collegamento a Lione, non sono più interessati. Quindi questo cosa significa? Significa che se per caso venisse realizzato il tunnel di base in una situazione del genere, la linea metterebbe in collegamento, cioè il tunnel metterebbe in collegamento le due linee storiche. La linea storica che c'è già e che è stata riammodernata ripetutamente anche di recente, consentendo anche il passaggio di treni merci con volumi importanti, e è una linea sottoutilizzata, perché al momento, e questi sono dati ufficiali riconosciuti anche dall'osservatorio del Consiglio dei Ministri, insomma, no, dal Presidente Foietta. Cosa è successo? È successo che i dati che erano stati pompati, come è successo per la Pedemontana, no? Le stime di traffico, sono miseramente crollati sotto la realtà, sotto il peso della realtà. Siamo in una situazione in cui attualmente la linea porta 3 milioni di tonnellate di merci all'anno, quando può portarne 20 secondo l'FI, secondo alcuni anche 30 tonnellate. Quindi prima di andare a spendere 24 miliardi, 26, 18, dice Simonaggio, non è quello il punto. Intanto sfruttiamo la linea esistente, magari vediamo che cosa succede, e quei soldi cominciamo a destinarli ad altre priorità, perché la priorità di questo Paese non sono le grandi opere, sono, se vogliamo parlare di trasporto pubblico locale di treni, sono i treni per i pendolari, se vogliamo parlare di merci sono l'intermodalità. Se vogliamo, come? Quelli farebbero girare l'economia. Certo, ma dico una cosa di più, cioè qua si continua a ragionare come se non stesse succedendo niente. L'IPCC, l'ente intergovernativo per i cambiamenti climatici, che è l'autorità massima a livello mondiale, fatta da 10.000 scienziati, ci ha detto con l'ultimo rapporto, il rapporto 1.5, che se entro il 2030 non dimezziamo le emissioni di gas climalteranti e se non li annulliamo al 100%, diminuendo al 100% al 2050,
l'obiettivo di 1,5 gradi in più di riscaldamento globale, che è già una cosa fuori da ogni grazia di Dio, lo andiamo tranquillamente a superare. Quindi il nostro problema è cominciare ad adattarsi ai cambiamenti climatici che già vediamo e lavorare per la diminuzione delle emissioni. Allora, io ho fatto un conto molto a spanne, poi chiudo e lascio spazio agli altri. Il problema, per esempio, il TAP, no? Che 5 Stelle, voglio dire, eravamo contrari, eravate però... contrari come sulla TAP, scusami, ma voglio dire, non è che siete critici adesso perché voi avete preso i voti in Puglia contro il TAP, in Val di Susa li avete presi, avete esponenti che erano del movimento no TAV e li avete eletti dicendo no alla TAP, quindi il problema è anche una coerenza rispetto alle cose, ma la questione di fatto noi abbiamo sottoposto in fase di questo governo punto, tanto è vero la che gestione di un problema. Ho capito, ma se andate al governo o cambiate le cose, se no andate a casa. Beh, lo stiamo facendo, ma purtroppo non mi pare, non è un governo avete detto sì al Terzo Valico, alla Pedemontana, al TAP, eccetera. La Pedemontana non abbiamo mai detto di sì, anzi siamo andati su Report perché è costata 12 miliardi al posto di 3. Allora, sì, ma non siamo a favore, non di capacità però, perché sennò inficia anche il lavoro che ha fatto. Come no, non possiamo, non stiamo parlando in Veneto. Facciamo finire Donadei, dai, che si chiama che Simonaggio. Anche lei, come facciamo? La questione è quella che si dovrebbe dare un impulso, un investimento fortissimo al discorso della riduzione delle emissioni, quindi la transizione energetica. Allora, 5.000 euro di contributo a fondo perduto alle famiglie italiane, che sono poco più di 16 milioni, fa 84 miliardi di euro. La cifra delle grandi opere in questo momento in Italia è 289 miliardi. E noi sganciamo tutto il settore residenziale dal gas invece che fare il TAP, okay? Pompe di calore, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, 5.000 euro di contributo a tutte le famiglie e quello dà lavoro diffuso, no? Alle imprese, alla CFC, al consorzio Veneta Nuova, okay? No, questo è il tema, vediamo se siete in grado di fare, voi siete il governo del cambiamento. Invece si continua a puntare su queste infrastrutture che tra l'altro da un punto di vista dell'impatto ambientale e anche dell'impatto dell'impronta carbonica sono devastanti. Certo, sentiamo allora Simonaggio. Simonaggio arriva dopo questo primo giro di... Mi dà un vantaggio e però mi permette anche di dire alcune cose. Vorrei non essere interrotto, però dirò anche alcune cose che non piacciono, perché io in realtà ho fatto il capo commessa per l'Unione Europea nel 2010 sugli effetti sui lavoratori, ho fatto uno studio pubblicato nel 2010, è durato 3 anni, finanziato dall'Unione Europea, e ho studiato tutti i sistemi di alta velocità in Europa esistenti nel 2010 e ho studiato gli effetti sui lavoratori che guidano i treni ad alta velocità. Uno studio molto interessante, anche molto apprezzato, quindi insomma all'epoca per questo lavoro mi sono anche adeguatamente preparato e documentato. Quindi allora, il primo elemento è questo: i 24, dunque le schede va tutto bene, ho fatto salvo un dato, l'ho preciso. Quel dato lì è l'accordo che ha realizzato allora l'ex ministro Lupi, perché quando diventa ministro Del Rio fa rivedere la spesa della TAV e la riduce da 24,7 a 18 miliardi. Quindi bisogna che noi guardiamo l'ultimo lavoro chiamato la famosa cura questo 24,7. Secondo elemento, sono pronti i bandi, perché nella fase che ha riguardato l'elezione del nuovo governo c'è stato un raffreddamento sui bandi. Noi abbiamo 2 miliardi e mezzo di bandi pronti dal 1 giugno 2018. Lo dico dal 1 giugno 2018 perché Cosumano dice un'inesattezza. Loro con la storia avevano messo in piedi quella commissione sui costi e benefici guidata dal professor Marco Ponti, in realtà hanno bloccato tutti i bandi. Allora quando il PIL italiano discende, come sta discendendo, adesso si dice recessione tecnica, insomma i dati e l'Istat dell'altro ieri, ma in realtà dentro c'è anche questo pezzo qua, quindi non è vero che è neutro, cioè è vero invece che è stato chiesto al governo francese di aspettare un attimo perché bisogna fare questo studio. Tra l'altro questo studio che è diventato ormai l'araba fenice, perché risulta che Marco Ponti ha fatto un'intervista ai primi di dicembre, l'ha consegnato al ministro Toninelli ai primi di dicembre. Francamente qualsiasi cittadino italiano è in grado di leggere le parole nere su uno sfondo bianco e farsi anche un'opinione. Ha ragione invece Bano su un punto: l'analisi costi-benefici, ormai siamo alla quarta, quinta, e poi dipende da come costruisci la commissione, perché io ho imparato che nessuno si permette di dire che quei 6 commissari non hanno competenze, ma sicuramente non sono commissari terzi,
e faccio punto perché sono tra ascoltatori intelligenti, e allora non insisto molto, perché se io voglio uno studio, noi abbiamo insistito perché le analisi fossero fatte con standard internazionali e da società terze. Quando dico terze sono società che non sono pagate dal governo, qui invece siamo in presenza anche di una paghetta che viene data ai commissari, che ha stabilito tutti i livelli. Tra l'altro non c'è nemmeno ancora la copertura, quindi francamente insomma ecco, faccio delle domande, mi do anche le risposte, insomma forse un giorno arriverà un provvedimento della copertura. Ecco, Simonaggio, andiamo invece a vedere l'opera. L'altra questione ancora. Noi siamo nell'opinione che servono in Italia opere grandi, medio, piccole. Bisogna combattere la corruzione, ma non è che combatti la corruzione del malaffare decidendo di non fare le opere, perché sennò francamente diventa una pazzia questo paese. Quando dico abbiamo bisogno di piccole, medie e grandi, non escludo niente, l'importante è che siano opere che servono. Allora faccio un esempio: se la stazione di Susa di Kenzo Kuma non serve e costa 200 milioni, si decida che quell'opera faraonica non la si fa, ma non si decide di buttare via bambino e acqua sporca. Cioè forse i 18 miliardi possono diventare qualcosa ancora in meno, decidi di ridurre, ma non sta a decidere di ridurre che in qualche modo la famosa linea TEN e 5 non la fai. Poi l'altra questione è questa: non è vero che la Francia ha deciso di non fare, attenzione, il governo francese ha deciso che non ne farà più dopo quelle programmate. Vorrei insistere, guardate che il pezzo da Lione a Saint-Jean è già fatto, perché noi continuiamo a parlare. In Italia i lavori sono stati per 1,5 miliardi, non siamo neanche in Italia all'anno zero. Oggi Salvini, allora l'elemento che voglio insistere è questo: non siamo all'anno zero, i francesi sono più avanti della parte italiana. Ricordo che la ZAID la consentiva di capire bene, ci sono due società che sono le due società ovviamente che costruiscono infrastrutture, quella francese che deve arrivare a Saint-Jean e quella nostra che deve arrivare a Susa. Certo. Sto parlando ovviamente di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, certo. E poi c'è la TELT, che è la società mista al 50%, che realizza soprattutto un attimo, la galleria. Simonaggio, leggiamo questo messaggio di un telespettatore di Walter: no TAV, no TAP, no trivelle, no termovalorizzatori, ma poi questi vanno a casa, vogliono la luce, cucinare col gas, gettare l'immondizia. Sì, allora, finisco perché adesso io non voglio, cioè siccome dirò invece delle cose che non piaceranno, lasciatemi arrivare fino in fondo. Poi io dico attenzione, perché lo dico volendo bene a quelli che adesso mi sto rivolgendo, cioè non è che poi, perché se tu le merci le devi trasportare e decidi che non vuoi trasportarle per ferrovia, è legittimo, ma che vuol dire? Che stai dicendo che servono più autostrade, nuove autostrade, perché in realtà noi per esempio il raddoppio dell'autostrada che scende da Freius la stiamo realizzando. Allora la domanda che mi pongo in maniera intelligente è questa: è indubbio, lo diceva bene Cosumano, cioè noi in realtà abbiamo fatto un'operazione sbagliata negli anni 90, quando abbiamo deciso che noi l'alta velocità la applichiamo sia per i passeggeri che per le merci. Le merci non hanno bisogno di alta velocità, hanno bisogno di alta affidabilità se vogliamo servire i mercati del Nord Europa, che sono due cose diverse. La merce non ha bisogno di correre ai 350 all'ora, neanche ai 250 all'ora, ha bisogno di poter contare in tempi accettabili, perché la vergogna ancora tutta italiana è che per esempio dall'Interporti Veneti, i due grandi, Verona e Padova, si organizzano treni che partono da Padova e distanza 20 km dal porto di Venezia e arriva a Rotterdam, Anversa, Amburgo, arriva nei porti del terreno. Allora la domanda che uno si fa, la più banale, è: ma forse c'è qualcosa dal punto di vista logistico che si può migliorare nella regione Veneto, o facciamo continuamente finta? Dopo i nodi di risolvere o no la rete, attenzione, perché quando io insisto col corridoio Tibre sto parlando a un pezzo di Veneto, attenzione, perché le scelte non sono neutre. Se tu decidi che arrivi a Verona e ti fermi, visto che ormai il pezzo, perché anche qui la stiamo facendo a pezzi, perché neanche qui siamo all'anno zero, cioè il pezzo praticamente che arriva fino a Brescia ormai è realizzato. Allora il nodo che manca è la Brescia-Verona, la Verona-Vicenza e la Vicenza-Padova.
La Padova-Venezia è stata fatta sull'altra, ha un senso quello che è stato fatto l'accordo vecchio del Rio Serracchiani, che hanno deciso che siccome non c'è un traffico che spiega una spesa di questo tipo dalla Venezia a Trieste, si è deciso che quel mezzo lì viene solo, come posso dire, ammodernato tra virgolette. Però attenzione, perché Vicenza è stata fatta una battaglia vinta tra l'altro dall'amministrazione Variati, che ha previsto in qualche modo che il passaggio da Vicenza non avviene più con il tunnel, con la galleria, vecchia operazione del ministro Lonardi, come vi ricordate, e la spesa è scesa da oltre 2 miliardi per l'attraversamento di Vicenza agli 800 milioni attuali. Allora è possibile fare opere con due principi, io lo dico, bisogna farle sobrie non perché non hanno bevuto vino, sobrie perché non bisogna buttare via i soldi pubblici, e bisogna decidere di non fare il consumismo, opere faraoniche fatte in Veneto. La Valdastico Sud è lì l'esempio più eclatante di una cosa che grida una vergogna immensa. Abbiamo fatto un'autostrada a 3 corsie e si può giocare a calcio e non passa nessuno, e perché è legato ai tempi della concessione autostradale. Certo, leggiamo anche questo, il problema di spendere soldi pubblici in Italia non ce lo ha mai posto nessuno, che sia perché nessuno va a vedere dove vanno i soldi pubblici. L'altra roba riguarda, come ho detto prima il consumismo e l'altro il gigantismo. Facciamo le opere delle dimensioni che ci servono. Ecco, ma senta, allora qui abbiamo spaziato, ma il problema della TAV, da Torino-Lione, secondo lei è da fare oppure no? Sì, ho detto di sì, facciamolo in modo sobrio. Ho detto, quindi da rivedere, sì, ho detto bisogna farla tutta. Quando dico il Tibre sto dicendo il Tirreno Brennero, perché se no tu mi risolvi il nodo di Verona e dopo le merci vanno verso nord, perché i traffici nostri sono tutti traffici sud-nord, ma noi in realtà, attenzione, perché se l'Austria mi ha fatto le 2 gallerie per la ferrovia e ha speso oltre 1 miliardo di euro, o io passo da Pontebba ad Udine e vado in su e faccio il collegamento con le 5, se no significa che la mia regione decido che la taglio fuori dal traffico. Certo, sentiamo Bano. No, ha perfettamente ragione, cioè il Veneto, se continua così, verrà tagliato fuori da tutte le infrastrutture. Adesso noi rendiamoci conto, abbiamo una delle regioni più produttive del paese, cosa facciamo? Ci fermiamo e non la facciamo arrivare all'interporto di Padova? Adesso io veramente rimango esterrefatto. Dopo rimettiamo sempre in discussione tutto quanto di nuovo, va bene, passiamo una bella serata, ne discutiamo, ognuno esprime la propria opinione, ma non è che facciamo un buon servizio. Qua dobbiamo renderci conto che le opere pubbliche, piacciono o non piacciono, servono, le strade servono, i mezzi servono, cioè dobbiamo dare alle nostre imprese, alle nostre aziende delle infrastrutture, o decidiamo di farle oppure andremo avanti tutti in bicicletta e ci metteremo. Guarda, mi sono preso la frase che hai detto, io ho fatto un conto a spanne, cioè veniamo qua a discutere un'opera pubblica da miliardi, una stima a spanne, ma sì, dai, vabbè. Dai, stasera cosa parliamo? Parliamo di TAV. Vabbè, dai, guarda, secondo me è una cavolata pazzesca, ma non è un approccio che si può. No, è un approccio per dire come si possono spendere i soldi invece che buttarli via nelle grandi opere, come la TAV, ma hai detto bene, hai detto, questo è il punto. È un modo di dire. No, non è un modo di dire, ti faccio il conto se vuoi, te lo spiego come l'ho fatto, ho preso il numero, i milioni di famiglie italiane, perché guarda, l'amministratore pubblico, la matematica è abbastanza precisa da questo punto di vista, non è che certo. Solo che è una stima, ovviamente. A me fa un po' ridere, ripeto sempre questo approccio, perché dopo che fai un progetto preliminare, ma guarda che i costi sulla TAV sono stime, sai, perché come sul Mose arriva il professore, arriva qua il professore stasera e dice è una cavolata, avete sbagliato tutto, non capite niente, la gente che va in piazza non capisce niente, gli imprenditori non capiscono niente, capisce tutto lui. Vabbè, se questo è l'approccio corretto. Ma rispondi sui dati di fatto, ma cosa vuoi rispondere sui dati di fatto? Ma cosa rispondi sui dati di fatto? Il Mose era preventivo 1,5 milioni, sono arrivati a 6 miliardi, 1,5 miliardi, sono arrivati a 6 miliardi. Scusa, mi pare che la serata sia sulla TAV o sul Mose. Ma è lo stesso discorso. Oppure sul sistema che hai detto malavitoso del Veneto, perché dopo mi viene da ridere. Il sistema malavitoso delle grandi opere,
Ma scusami, un io sistema ripeto, malavitoso. guarda che dopo ti guardi la registrazione, senti quello che dici e dopo capisci perché mi sto incavolando. Okay? Perché guarda che la responsabilità è sempre individuale di quello che facciamo e di quello che diciamo. Okay? Quando tu dici, guarda, c'è stata la cricca del Mose, dove era la regione a guida leghista, a me disturba. Mi dispiace, ma mi dà anche molto fatto, fastidio. Nella realtà delle cose. Sì, ma cos'era? Cosa c'entra? C'è una responsabilità politica su quello che è successo, hai capito? Non c'è solo la responsabilità penale. C'è la responsabilità politica di cosa? Allora, c'è la responsabilità politica della Lega, giusto? Andiamo avanti con questa storia qua. Ma se vuoi ti dico che la responsabilità politica ce l'ha anche Prodi, che ha approvato il Mose. Responsabilità della Lega. Mi fa molto piacere. Ti ricordo, e dopo chiudo, perché dopo io sono un amministratore ma sono anche politico, che il governatore, a cui imputi la responsabilità politica, gode purtroppo per te di un consenso che va oltre il 70%. Vuol dire che è apprezzato come sta gestendo la regione Veneto e la gente. Anche Hitler. No, questo è un altro guarda, ti faccio i complimenti, guarda, ne stai imbroccando una dopo l'altra. Adesso paragoniamo Zai a Hitler, perché anche Hitler aveva il consenso. Ma tu hai bevuto, guarda, mi metti in bocca delle parole, io ti ho detto che il consenso non è la misura. Stai scavando la fossa in continuazione. Tu più parli e più ti scavi la fossa. Torniamo al TAV e alle opere pubbliche. Io credo di interpretare il dubbio di molti cittadini e di ascoltatori che ci seguono su come viene gestito l'opera, non tanto che le opere non siano sufficientemente buone, però abbiamo degli esempi che sono terribili. Il Mose è un disastro, no? Ed è stato, come è stato gestito? È stato dato in mano una montagna di miliardi a dei privati che avevano il diritto di fare gli appalti, gestire i subappalti, e diciamo che l''ndrangheta frequentava l'ambiente di Chioggia, così siamo tranquilli che un po' di ragione gliela diamo anche al nostro ospite. Perché quando ci sono soldi sicuramente tutti si muovono. E quindi è successo di tutto. C'erano di mezzo le cooperative, il sindaco di Venezia, c'è tutti. Non se n'è salvato uno, giusto sul Mose. Sì, c'era quindi, sì, è stato assolto però. Sono stato assolto poi. Ho detto coinvolto. Sì. Quando si fa la pasta viene dentro tutto, quindi poi è stato chiarito, è stato sistemato, ma io ritengo per esempio che Galan era, rispetto a tutto quello che è successo attorno, era un pulcino, era funzionale un sistema, passare da 1,5 miliardi a 6 miliardi opera non finita e forse non funziona, mi lascia sinceramente un po' sbigottito. Non lo so se succedeva in America, cosa sarebbe successo, o in Germania, non c'è la pena di morte. No, però noi anche sulla TAV, sai, in casa possiamo stare allo stesso analisi. Faccio l'esempio, la TAV nasce, le linee veloci nascono, perché poi in realtà andrebbe diviso perché lì è un acronimo. Prima di tutto già l'etichetta è sbagliata perché non è acronimo, allora viene trasformata una linea veloce che nasce come linea passeggeri, viene trasformata in linea non veloce ad alta capacità, quindi non più TAV ma TAC, no? E quindi diceva bene, lo usiamo per portare le merci. Non era nata come passeggeri, ma siccome i passeggeri non vogliono passare di là, non c'è nessuna richiesta, quindi facciamola comunque, ci facciamo passare le merci ad alta velocità, a parole. A fatti non può arrivare in alta velocità, perché immaginate un treno merci a 200 km all'ora, se deraglia dentro la galleria di 57 km, cosa succede? Non arriverà a 200 se è carico. Adesso si fanno treni completi di 750 metri, bisogna che allunghiamo tutti i binari anche lì per fare treni completi. Però permettimi di dire una roba. Siamo d'accordo che non può farlo, però è stato usato questo termine. L'altro aspetto, finisco, è che io vorrei che questi appalti, quando vado su internet,
potessi leggerli, ma credo che nemmeno il governo è in grado di capire che tipo di contratti sono stati fatti e dove arrivano i soldi, cioè da dove arrivano si sa, ma come saranno spesi se la spesa è coerente. Questo mi preoccupa, perché, ripeto, è già successo. E allora evitiamo, siccome non c'è un controllo e l'abbiamo potuto constatare, bisognerebbe che questo governo invece controllasse meglio e desse tranquillità ai cittadini, dopodiché se è possibile, se è necessario, se è utile farlo, la facciamo. Sì, però dobbiamo essere chiari perché sennò i cittadini secondo me non capiscono una cosa. No, capiscono tutto, guardi, li hanno votato, mi scusi. No, ma purtroppo guardi, io ho impiegato anni... Ha votato la Lega, ha votato 5 Stelle, per cui hanno capito al volo cosa ha fatto Renzi. No, però bisogna spiegare bene come funzionano le opere pubbliche in Italia, perché sennò qua un giorno ci si sveglia e ci dice beh, guarda, il politico ha fatto questa gara. No, il politico si delega a... Ma è così per norma, cioè il politico assume una decisione politica, ok? Cioè quella di fare o non fare. Dopodiché, come avvengono i bandi, come avvengono le gare, eccetera, quello è tutto un altro paio di maniche e ognuno si assume la responsabilità che non c'entra più nulla la politica. Cioè la politica deve stare distante dalle gare. Cioè, la politica deve prendere decisioni, o serve o non serve, ma non può essere che cambia un colore politico e quello che andava bene prima adesso non va più bene. Paio di maniche, Una volta che viene fatto un progetto esecutivo, un progetto preliminare, una volta che viene fatta un'analisi costi-benefici, una volta che c'è un progetto esecutivo che viene messo alla lente di ingrandimento, che passano mesi, o anche anni, basta che vedo il trasporto pubblico di Padova, una gara europea, sono anni. Manca la lente, se ho capito bene cosa serve la lente. Ma qua allora, è un altro problema ancora. Perché siccome è un appalto, non può essere come il Mose che è stato secretato. Ma no, Casa, permettimi, allora io eviterei di fare continuamente il ritorno all'esempio del Mose, associandomi a tutte le aspirazioni, perché effettivamente è vero, una cosa che doveva costare 1,5 miliardi va a 6 e speriamo che funzioni, perché siamo in qualche modo che sono 6 miliardi dei soldi nostro, sperando che funzioni, e faccio punto. Qui in realtà dovremmo far tesoro anche delle esperienze della fase che è costata 90 miliardi di euro dei primi pezzi di alta capacità, alta velocità, perché ricordo che noi oggi questa è diventata una valida alternativa all'aereo, in particolar modo per i milanesi, nella tratta ovviamente Milano-Salerno, cioè noi non siamo all'anno zero, cioè noi in realtà quella scommessa funziona ed è stata vinta. La domanda piuttosto hanno messo in crisi l'Italia. La domanda piuttosto è che ha fatto sparire tutti i treni a alta percorrenza per il servizio pendolare, per cui abbiamo spezzettato i treni e vale il servizio commerciale, che è un'altra dinamica, perché in realtà la domanda del servizio ferroviario è: viene prima i diritti dei pendolari e viene prima i diritti dei clienti che pagano un prezzo più alto. Noi abbiamo negli orari di punta, dove abbiamo 2 binari che non passano i treni e basta che succeda anche il più piccolo incidente in linea e blocchiamo l'Italia. Allora la domanda è intorno al raddoppio dei binari e all'aumento dell'alta capacità o della capacità. Se è una risposta al Paese, cioè se la nostra società, sia RFI o Trenitalia, va a fare appalti in giro per il mondo, va a farlo sulla base di un'esperienza che si è consolidata e è diventata forte in Italia. Allora questa è una delle ragioni anche di difendere sapere, competenze e lavoro italiano. Noi insistiamo per dire raddoppiamo i binari dove serve, perché raddoppiare i binari significa difendere i treni pendolari, se no i treni pendolari si mettono in coda alle frecce, non c'è mica alternativa. Su questo bisogna che siamo chiari, e negli orari di punta alle 7 del mattino si scatena la competizione perché non basta il servizio. L'ultima vicenda del treno non stop che è stato tolto a Padova e a Venezia, che andava a Roma, la spiegazione è quella che siccome deve passare un treno e ne abbiamo già uno che passa, e sto dando precedenza a Milano, ma a Milano perché c'è competizione con l'aereo, cosa che c'è parzialmente a Venezia. Allora bisogna che ci intendiamo su cosa vogliamo per il nostro paese, perché quando dico facciamo opere sobrie, ma facciamole, e questo è il segnale, cioè il raddoppio dei binari da Venezia da Mestre a Padova ha significato che noi abbiamo aumentato le navette che vanno a Venezia
di 6 all'ora nell'orario alle 10 del mattino, Perfetto. che era considerato l'orario di Morbida dove non sale nessuno, che è una dimostrazione che se i servizi ci sono, i cittadini è ti chiaro, usano questa è chiaro, cosa. La prossima volta vediamo un altarino, parla lei e basta. Io non l'ho interrotto perché ha chiesto di non essere interrotto, però santo cielo, ha parlato veramente dell'alfa e l'omega di tutto quello che riguarda nostra perché dovevamo interrompere. Scusate, stiamo sul un attimo, uno alla volta. Allora, leggiamo i due messaggi che sono arrivati. Vediamo anche dei telespettatori che hanno scritto. Allora c'è questo, allora il Partito Democratico ha fermato l'Italia con la sua politica antisociale, il Movimento 5 Stelle vuole riportarla all'età della pietra. Ce n'era anche un altro, prima vediamo se la regia riesce a proporcelo. Vediamo. Ma li ho letti, vediamo, sì. Li commento, sono tutti e due riferiti al 5 Stelle. Eccolo qua. Non capiscono che solo con i nostri. Si è fatto tutto lavorando, adesso siamo cresciuti per questo, non siamo arrivati in alto con i no, bisogna lavorare a testa bassa, cosa che i grillini non capiscono, sono allergici. Dobbiamo lavorare, non siamo tutti onorevoli. Ciao. Allora, insomma, vorrei anche intervenire. Allora, i due messaggi io li capisco, sono comunque da una visione che l'unica visione che il cittadino ha disponibile, che è quella giornalistica, e quella giornalistica fa passare che il Movimento 5 Stelle vuole bloccare tutte le opere, ma è assolutamente sbagliato, perché noi di opere ne stiamo mettendo in piedi tante che siamo in questo governo, sia per la ricerca del lavoro, sia per le pensioni della quota 100 e per tutta una serie di detassazioni alle imprese, le nuove assunzioni, eccetera, eccetera. Noi non stiamo dicendo no, anzi non abbiamo proprio bloccato nessuna opera in Italia e questo deve essere chiaro, mentre i giornali dicono che noi stiamo bloccando, in realtà non stiamo bloccando proprio niente, semplicemente noi siamo stati eletti con un mandato che ci ha dato un indirizzo principale, che era quello dell'onestà. Allora, per quanto riguarda gli appalti ci sono delle norme che sono state delle linee di lavoro che sono create da l'Unione Europea e l'ANAC sostanzialmente, e il Movimento 5 Stelle insieme alla Lega deve portare a compimento tutta quella che è la norma sugli appalti. L'altro punto è sicuramente il fatto di andare a verificare le cose che non funzionano. In questo momento io posso sposare tutte le posizioni che ci sono state in questa sala, perché dobbiamo ancora arrivare a una decisione finale e non credo che rallentare di un mese per riuscire realmente a fare una verifica concreta possa rovinare un progetto come la TAV. Io credo che ci sia bisogno di verificare, poi il progetto potrà essere più ridotto, potrà essere cancellato, oppure potrebbe restare così, questo in questo momento non lo sappiamo, stiamo semplicemente facendo speculazione giornalistica, è giusto, ma siamo in attesa, come siamo in attesa di vedere tante altre manovre. Ma sostanzialmente, per quanto riguarda, prima si è citato il Mose, l'infiltrazione mafiose e tutto quello che c'è stato, il Movimento 5 Stelle sta mettendo in atto, insomma, l'agente sotto copertura, il DASPO per i corrotti a vita da quelle che sono le pubbliche amministrazioni o comunque le società pubbliche. Stiamo mettendo in piedi tutta una serie di manovre che permetteranno che le grandi opere in Italia finalmente non avranno più infiltrazioni, o quantomeno quello è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi io vedo che ci sono state molte opinioni, molti punti di vista e sinceramente bisognerà capire alla fine, quando si prenderà una decisione, quale sarà la cosa giusta, ma dire non si fa o dire si fa in questo momento è prematuro. Io credo che ci sono una serie di dati da valutare e effettivamente quei dati vanno valutati. I governi precedenti, prima ha detto comunque Bano della Lega, hanno fatto delle verifiche, hanno fatto dei controlli, hanno quindi portato avanti un progetto, certo, ma quanti errori hanno fatto i governi precedenti che meritano in questo momento di essere verificati e di essere controllati. È vero. Io non mi fido purtroppo, io ho 32 anni e chi fa sbaglia. E chi non fa non sbaglia mai. Certo, ma bisogna fare. Infatti loro non sbagliano mai per questo. Ma non è vero, ma siamo al governo assieme adesso per cortesia. Ma non c'entra, e noi evitiamo anche questa cosa. Scusa, guarda, ti faccio solo un appunto di quello che hai detto. Allora, noi abbiamo avuto il mandato dell'onestà. Ma scusa, ma ti pare che l'onestà, che è un valore individuale, ok, abbia un mandato popolare?
Cioè, ti sembra che uno, perché ha la tessera o della Lega o del Movimento 5 Stelle, sia più intelligente, più bravo, più onesto di un altro? Certo, sicuramente una persona, scusate, un gruppo politico viene votato allora io penso, per le idee che io penso di aver sbagliato tutto a questo punto della vita. Può essere, perché io penso che ci siano le persone brave da una parte e dall'altra. No, ma è incredibile. No, ma è incredibile. Allora io, perché sono dei 5 Stelle o sono della Lega, sono più intelligente, più onesto di un altro, ma siamo noi, siccome siamo del 5 Stelle, abbiamo delle prerogative per entrare nel movimento che sono molto diverse da quelle degli altri partiti. Il fatto di essere incensurati, il fatto per esempio di non aver già svolto 1000 mandati o aver cambiato. Ma chi ha detto voi? Se si sente preso in causa è un problema suo. Se lei si sente preso in causa è una colpa sua. Io non sto tirando dentro, si sta tirando dentro da solo, a me dispiace. Noi abbiamo delle prerogative per candidarci. Noi abbiamo delle prerogative per candidarci e chi non è onesto e si comporta in maniera diversa da quella che è la linea, lo mandiamo a casa. E questa è una cosa che dovrebbero fare tutti i partiti che fino ad oggi hanno difeso purtroppo delle persone che non meritavano sicuramente la difesa. Adesso non faccio l'elenco di quante persone sono state difese. Mi conferma che in se lei ha una testa di 5 Stelle, allora è sicuramente incensurato, non è stato con altri partiti, non ha fatto rimbalzi da destra e da sinistra. No, ma io ho parlato di onestà, non ho detto bello, bravo, intelligente. Io ho detto che le persone che il Movimento 5 Stelle vuole al governo debbano essere persone oneste, noi invece senza carichi disoneste, oh santo cielo, ma voi la fate la visione dei carichi pendenti dalla pedina penale prima di candidare una persona? Scusate, bene, allora anche voi candidate, non lo fanno tutti, anche voi candidate persone che devono essere oneste. Mica ho detto il contrario. Mi scusi adesso, per cortesia, un minimo di serietà. Ho capito. Allora, prima di tutto non vedo quali peccati facciano 5 Stelle dicendo noi vogliamo dimostrare di essere onesti. È una cosa, penso che nessuno rifugge da questa proposta. Ma è un valore individuale. Come? È un valore individuale, l'onestà. Non è un valore di un movimento, dovrebbe essere un valore individuale. Non è che se uno fa parte di un partito è più onesto di un altro. Guardi che è veramente drammatico. Se ho capito bene, io non voglio difendere nessuno, perché sennò confondiamo le cose. Se uno si pone questo obiettivo all'interno del proprio partito è giusto che lo dica e poi verrà. Tutti i partiti. Mi scusi, no, abbia pazienza. Perché io sto argomentando, dopo lei parlerà se vorrà argomentare. Per l'amor di Dio. Ecco, allora, hanno fatto questo tipo di proposta ai loro elettori e dovranno confrontarsi nel tempo. Perché può essere che ci sia quello che inciampa e che fa dei disastri e quel partito dovrà confrontarsi con i propri elettori. Mi pare che sia una cosa normale, non sto difendendo nessuno. Chiunque dica io voglio comportarmi in questa maniera deve essere coerente con quello che dice. Dopodiché Salvini ha detto la stessa cosa. Dice io non voglio chiudo i porti perché sto portando la situazione e si è portata la situazione a un'esasperazione tale per cui queste cose o l'Europa si prende carico tutti e allora anche l'Italia si prende carico o no, mi pare di aver capito adesso. Ma è un'altra questione. Scusi. No, è sempre una proposizione, è sempre una proposta che il politico fa al pubblico e che intende mantenerla. Credo che sia a parità, argomenti diversi, ma il meccanismo rimane lo stesso. Ma torniamo alla nostra TAV, perché sennò alla fine rischiamo anche qui di non farla. Prego. Posso precisare una cosa sulla TAV, perché poi prima sentivo l'intervento anche di Ladio Simonangelo. Cioè, sia chiaro, voglio dire, a chi ci ascolta, che del tunnel di base non è stato costruito un bel niente, cioè sono stati fatti 2 tunnel geognostici, quello di Chiomonte dalla parte nostra e l'altro dalla parte francese che non è neanche ultimato fra l'altro, però il tunnel voglio dire, non è iniziato, quindi sono stati spesi sì dei soldi, c'è chi dice 1 miliardo, chi dice 1,5 miliardi, adesso vabbè non è questo il punto. Cioè, ma prima di spendere altri 23 miliardi di euro, che sono soldi dei cittadini, 23 miliardi di euro, una cifra inimmaginabile, vogliamo capire quali sono appunto le priorità di questo paese e dove vogliamo andare, punto di domanda, questo. Allora, il problema sono le merci, sì, i tir. Chi è che ha detto che vuole le merci sulle autostrade e sui tir? Non certo noi, voglio dire, dei comitati che
che lottiamo contro le autostrade da quando siamo nati, no? Ecco, ma voi dite che l'attuale linea può essere sfruttata meglio. Sapete qual è? No? Che, allora, si può fare subito questa cosa di spostare quote di merci che transitano per il Frejus dai camion alla ferrovia, perché la ferrovia attuale ha le potenzialità per portarli, l'ho detto prima, ne porta 3 milioni attualmente, potrebbe portarne almeno 20 secondo RFI, ok? Ma cosa bisogna fare? Bisogna fare come la Svizzera, che vuoi passare col camion, ti metto su una tassa che ti rendo sconveniente di passare con il camion. Allora, questa roba qua si può fare subito, il governo lo può fare immediatamente, domani mattina fa un atto, fa un decreto, fa quello che deve fare e impone questo, e automaticamente, voglio dire, si sposta il problema. Però qual è il punto? Che non c'è e questa è la dimostrazione che non c'è la volontà politica di andare in questa direzione, perché poi tra l'altro in tutta Italia la quota, anche per quanto riguarda la lista delle opere strategiche che c'è sulla lista della legge obiettivo, una buona parte sono ancora autostrade purtroppo, e l'altra parte che riguarda, importante, che riguarda le ferrovie, è comunque ancora alta velocità, quindi tutto il discorso merci, quindi intermodalità, tutto il discorso dei pendolari è ancora messo, come dire, all'ultimo posto. Quindi questo è secondo me il punto da capire. Bene. Però Mattia dice una cosa giusta, però va detto questo: se decido che voglio ridurre il finanziamento che do ogni anno all'autotrasporto perché voglio uno spostamento di intermodalità, devo decidere di avere le strutture. Ma in questo caso c'è la possibilità. Provo a spiegarmi. In questo caso c'è la possibilità. Oggi uno dei limiti della convenienza. Però rispondimi però rispondimi sulla questione. Perché per il Frejus, se invece di farti pagare 100 euro te li faccio pagare 1000. Stavo dicendo questa cosa qua. Oggi quel tratto lì non è conveniente, perché in realtà io prendo i treni, li faccio salire in montagna e scendere dall'altra parte. È indubbio che, come la variante di Valico che abbiamo imparato tutti ad apprezzare, il collegamento Bologna-Firenze rispetto alla vecchia che adesso è diventata autostrada panoramica, è indubbio che riduce i tempi e soprattutto per le merci. Guarda, io sento per le merci, perché lì mi va solo treni diesel, lì non c'è quel risparmio ambientale e tutto il resto. Per portare su un treno che pesa pieno di merci bisogna salire. Guarda che i trafori svizzeri che vanno verso la Svizzera, i trafori hanno la stessa pendenza, eppure il traffico merci è aumentato del 43% dal 2000. Facciamo finire Simonaggio. Non è un problema tecnico. Fammi finire. Nell'ultimo anno il nostro traffico con la Francia è aumentato del 14%. Noi abbiamo dati ridotti di traffico con la Francia perché noi siamo un paese manifatturiero che lo scambio principale che ce l'ha con la Germania e speriamo che la Germania tenga, perché sennò qui altro che discussione sulla TAV, qui noi faremo fra qualche mese una puntata dicendo: caro governo, vergognati, è meglio che cambi in fretta la manovra perché hai combinato un disastro, altro che il magnifico 2019. Quindi è chiaro che c'è un pezzo di PIL che è legato anche alle opere. Ritardare le opere, come dice Cosumano, perché devono fare nuovamente il costo, studio, analisi, tutte cose buone, fatto salvo intanto che non è un mese, perché ripeto, dal 1° giugno ci siamo bloccati, quindi dal 1° giugno non è un mese. E poi l'altro elemento che preoccupa è che non c'è niente di peggio dell'incertezza, perché se io devo fare un investimento e sono di fronte all'incertezza, ma vi pare che investo su questo paese? Non sono investimenti questi, chiarissimo, facciamo rispondere Simonaggio, tra l'altro dobbiamo fermarci anche perché che investono sulla sistemazione del territorio, no? Che crea più lavoro diffuso. Se fossimo all'anno zero, stando ai trasporti, è indubbio che mi sarei concentrato principalmente, ci avremmo dovuti concentrare sui nodi urbani, che è una delle questioni che in Italia viene poco affrontato, soprattutto in pianura padana, per abbattere anche il PMT. Quindi è indubbio che avremmo avuto bisogno di maggiori metropolitane, di parcheggi scambiatori esterni, di un'idea delle nostre città. Però noi oggi siamo imbarcati in questa vicenda. Io vorrei che qualcuno non si fermasse a non valutare. Vi do solo dei numeri.
Se noi oggi chiudiamo quel contratto abbiamo penali per 3,4 miliardi da pagare. Guardate che ne abbiamo pagate anche. È vero, questo lo ha detto Foglietta, che è il presidente dell'osservatorio, è il presidente del Consiglio dei Ministri. Quanti soldi penali abbiamo pagato per il comitati? Non c'è nessuna penale, questa è una bufala, non c'è nessuna penale. Allora, sulla TAV non c'è nessuna penale. Si chiama così, no, mancati lavori, rimborsi di lavori non fatti. Svetta dei contratti, Simonaggio, dobbiamo chiudere qua questa prima puntata dedicata torneremo sul TAV prossimamente, perché ovviamente è un problema abbastanza serio e molto sentito. In attesa di conoscere i dati, noi siamo dalla parte dei cittadini, e quindi quello che io mi auguro è che ci sia trasparenza sugli appalti, questo sì, come si fa in tutte le parti del mondo. Ci vorrebbe anche in Italia, perché ricordiamo, sono d'accordo con lei, sulla duplicazione delle linee ferroviarie, perché queste linee che usiamo adesso, poi rimesse a posto in altre maniere, sono ancora le vecchie linee dell'Unità d'Italia fatte dalla Bastoggi, che era una società che aveva combinato di tutto e di più facendo le linee ferroviarie, aveva mangiato tanti di quei soldi che metà basta. Allora, diciamo che è una tradizione quella delle appalti, no? Il primo appalto lo fece Garibaldi perché commissionò, quando arrivò a Palermo, ancora non era arrivato a Napoli, ma commissionò con i soldi del Banco di Sicilia la linea Palermo-Messina, che poi mangiarono i soldi ma non fecero mai niente. Sì, non è stato un grande esponente comunque, a proposito di onestà Garibaldi. Era un delinquente, un ladro di cavalli, uno che aveva provato anche quell'età. Non è vero, non ha mai notato che non è mai ripreso quello era uno scafista, portava la gente da una parte all'altra dell'oceano. Bisogna fare Garibaldi, ne abbiamo dedicate. Grazie, ci fermiamo qua, grazie a Ilario Simonaggio, grazie a Matteo Tonadelle, ma lo salutiamo per poco perché lo ritroviamo tra poco nella rubrica del Memento, grazie a Giacomo Cusumano e grazie a Marcello Bano per essere stati con noi. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera 2 temi caldissimi, torniamo sul Mose perché è stata posizionata l'ultima paratoia e torniamo a parlare anche dei risparmiatori truffati delle banche. Da tra poco.